compagna minacciando di sottrarle il figlio neonato, trentenne di Cavallino Treporti, arrestato dai carabinieri. L'indagato si trovava già in affidamento in prova ai servizi sociali. Una donna di 61 anni di Noale aggrediva ripetutamente l'anziana madre non autosufficiente. Per lei scatta il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento. A incastrarla la denuncia di un familiare. Delfino avvistato questa mattina a Venezia, in Canal Grande. A Rialto l'appello del comune alla prudenza per la navigazione per tutelare l'incolumità del mammifero marino. Domani sulle strade sarà giornata da bollino rosso, previsto un traffico molto intenso per via delle partenze per il Ferragosto, maggior flusso atteso in direzione Trieste. Un boom di richiesta all'apertura della biglietteria online della Mostra del Cinema di Venezia. I primi dati sono sorprendenti, venduti in appena 2 ore ben 28.000 biglietti. Eclissi solare, per chi si fosse persa quella di ieri, niente paura, tornano il cielo ci riprova. La data da segnare in calendario è quella del 2 agosto 2027. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli. Lo sentite, la cronaca in primo piano. Ha aggredito ripetutamente la compagna, minacciando di sottrarle il figlio neonato, trentenne di Cavallino Treporti, arrestato dai carabinieri. L'indagato si trovava già in affidamento in prova ai servizi sociali da ottobre 2025. Aggredisce la compagna davanti al neonato e minaccia di portarselo via. Trentenne di origine straniera di Cavallino Treporti, arrestato dai carabinieri, perdendo così l'affidamento in prova ai servizi sociali disposto da ottobre dello scorso anno e venendo trasferito nel carcere di Padova. La spirale di violenza è iniziata la sera del 6 agosto nell'abitazione di convivenza, quando il trentenne ha stretto le mani al collo della compagna e prima ancora l'ha colpita con uno schiaffo per poi allontanarsi. Rientrato con la forza la mattina successiva, dopo vari tentativi di intrusione, l'indagato ha preteso le chiavi di casa, minacciando la donna di distruggerle l'auto e di sottrarre il figlio di pochi mesi. La richiesta d'aiuto al 112 ha permesso l'intervento immediato dei carabinieri della locale stazione, che hanno bloccato l'aggressore e protetto la vittima, oppressa da un forte stato di soggezione psicologica. Colpiva la madre anziana e malata con pugni al petto, arrivando persino ad afferrarla al collo con entrambe le mani, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Una donna di 61 anni residente a Noale è stata sottoposta ad una misura cautelare restrittiva. Nel pomeriggio del 9 agosto i carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento su delega della Procura della Repubblica. Per la 61enne è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il divieto assoluto di comunicare con lei in qualsiasi forma e l'applicazione immediata del braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti. L'attività investigativa è nata a luglio scorso a seguito di una querela presentata da un altro componente del nucleo familiare preoccupato per la sicurezza dell'anziana. Delfino avvistato questa mattina nel cuore di Venezia, in Canal Grande, a Rialto, tra gondole e vaporetti. Immediato l'appello del comune alla prudenza per la navigazione per tutelare l'incolumità del mammifero marino. Eccolo il delfino avvistato nel cuore di Venezia, nelle acque del Canal Grande a Rialto, attirando l'attenzione e la meraviglia di residenti, turisti e passanti. Le immagini dell'insolito visitatore sono state rapidamente condivise online, accompagnate dall'immediato appello istituzionale per garantire la massima prudenza nella navigazione, al fine di preservare l'incolumità del cetaceo. Non sappiamo se è il nostro delfino nane che ha frequentato in questi mesi il bacino di San Marco o un altro esemplare. Quello che a noi interessa come amministrazione, come responsabile del traffico acqueo, è che di stare attenti a chi naviga, stare attenti all'incolumità dell'esemplare, per cui mi raccomando massima attenzione, come al solito andare piano e rispettare i limiti di velocità, ma soprattutto attenti a
a questo delfino. La priorità assoluta resta infatti la tutela dell'incolumità del delfino esposto ai rischi legati al traffico acqueo e alle eliche dei vaporetti e delle imbarcazioni private. Per questo è stato diramato anche il codice di condotta in caso di avvistamento, con l'invito a comportarsi in modo responsabile, evitando ogni tentativo di avvicinamento forzato o di disturbo nei confronti del mammifero marino, che potrebbe disorientarsi facilmente. Perché è particolarmente fragile e per cui dobbiamo preservare la sua incolumità. In caso di avvistamento, i numeri da contattare per segnalare la sua posizione o un eventuale stato di difficoltà sono due: il 366 925 66 38, gestito dal team di esperti dell'Università di Padova, e il 1530, il numero blu di emergenza gratuito della Guardia Costiera. Traffico in crescita in queste ore per l'avvicinarsi del weekend di Ferragosto. Oggi e domani giornate da bollino rosso che lasceranno poi spazio ai rientri sabato e domenica. Il lungo fine settimana del 13-16 agosto sarà ancora di traffico intenso sulle tratte gestite da concessioni autostradali venete. In A4 Padova-Venezia, passante di Mestre, tangenziale di Mestre e raccordo Marco Polo sono attesi in questi giorni tra i 565.000 e 585.000 veicoli in transito. La giornata di maggior affluenza sarà quella di domani, che vedrà il picco di spostamenti in vista di Ferragosto, con maggior flusso atteso in direzione Trieste. Domani dunque bollino rosso con l'aumento delle partenze, ma anche il blocco del traffico pesante dalle 16 alle 22. Sabato e domenica giornate più tranquille con i tir praticamente sempre fermi, anche se i flussi aumenteranno sulle strade dei rientri, quindi in direzione Milano. A Mestre un intero quartiere si mobilita affinché la postina resti dov'è. Accade al Pertini, dove è stata avviata una raccolta firme, iniziativa che ha commosso la portalettere. Tanta la mobilitazione del quartiere affinché la postina resti qui al Pertini. Evidentemente ha fatto una buona impressione per tutto il periodo che è rimasta. La vedo che parla, fa amicizia un po' con tutti, si trova con tutti, è una ragazza molto aperta. Il valore della prossimità è importante, anche i servizi di prossimità sono importanti in un quartiere come questo decentrato. Poi appunto, come mia madre diceva poco fa, il fatto che la postina sia riuscita a raccogliere tanti amici, ad avere un buon rapporto così buono, così bello con gli abitanti, indica che è una persona per bene, una persona simpatica, brava, che sarebbe il caso che si riuscisse a far restare qui da noi. Quindi avere fiducia su una persona è estremamente importante. Nel quartiere Pertini poi ancora di più, perché è un quartiere con molti anziani e voi capite che gli anziani vanno curati e vanno salvaguardati in un periodo buio come in questi anni, non c'è mai abbastanza sicurezza. Trattenere la portalettere Natalia ed evitare possa andarsene per scelta, acquisita, graduatoria o questioni burocratiche d'altro genere. E questa è la voce che rimbalza tra i palazzi del quartiere Pertini a Mestre, dove la paura del degrado urbano e la fiducia, la stima e la riconoscenza verso la postina ha spinto i residenti a una mobilitazione spontanea d'altri tempi. Quindi avete avviato proprio poche ore fa questa raccolta firme, sì. E sono già centinaia le persone che hanno... Siamo già a 150, 160, ma contiamo di arrivarne a 300, 400 in un paio di giorni, perché la gente poi viene qua a bussarci sulla porta e ci chiedono datemi da firmare, datemi da firmare. La raccolta firme avviata dai residenti per la loro postina di fiducia cristallizza l'affetto profondo e il granitico affidamento collettivo riposti in un volto simbolo della quotidianità dell'intero rione. Ormai siamo tutti conosciuti, no? Se quanto bisogno meglio di chiedere, di sapere, così più meglio, no? Perché c'è fiducia? Sì, anche, sì, certo. Brava ragazza, brava donna, faceva il suo servizio normale, regolare, educata con tutti
Questo è il mio parere. Che è pronta a dare una mano a tutti, per questo credo che sia così piacevole per tutti e che nessuno la voglia mollare. Avere una rappresentante che ha la fiducia di un quartiere non è qualcosa di bello anche per Poste Italiane? Quindi lasciatecela qua con noi, che la curiamo e lei cura noi. Monopattini elettrici a Mestre in 2 giorni, dall'11 al 12 agosto la Polizia Locale a Mestre ha elevato 53 sanzioni tra Via Piave e Corso del Popolo, diverse le irregolarità riscontrate in materia di assicurazione e dispositivi di sicurezza sui mezzi. I controlli mirati nel quadrilatero della stazione di Mestre proseguiranno nei prossimi giorni. Domani una giornata di iniziative, celebrerà i 100 anni di vita dell'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò al Lido di Venezia, è il primo aeroporto di aviazione civile e commerciale d'Italia. Non solo una gloriosa storia da celebrare, ma anche un futuro per un nuovo decollo da scrivere attraverso uno sviluppo di grande crescita e rinnovato entusiasmo. Nei giorni nostri l'aeroporto Giovanni Nicelli a San Nicolò, al Lido di Venezia, festeggia così il centenario e pensa ancora in grande grazie ai progetti dell'amministratore delegato Raffaele Ambroso con il presidente Maurizio Luigi Garbisa e il consigliere Vitalico Ada. Ne abbiamo parlato con il principe Giovanni Ariata di Montereale, nipote di Giorgio Cini, che fu tra i grandi fautori dell'aeroporto. Il primo volo ufficiale passeggeri proprio in agosto del 1926 da Venezia a Vienna. Mio zio Giorgio Cini fu molto importante per l'aeroporto Nicelli del Lido, lo sviluppo del dopoguerra. Adesso c'è progetti di vari progetti di rilancio dell'aerostazione, quindi la parte passeggeri e voli passeggeri, ma anche voli charter, perché il Lido a suo tempo, l'aeroporto Nicelli, era punto di atterraggio per quelli che venivano anche alla mostra del cinema, per quelli che venivano in vacanza a Venezia. La scommessa è di ritornare e incrementare sul Lido con questi voli. E c'è anche inizia in via sperimentale un idrovolante tutto rosso che la società che lo gestisce comincia a organizzare anche voli su Venezia, per cui quelli che vorranno, avendo l'autorizzazione di fare di nuovo voli turistici su Venezia di poche ore. Il rapporto tra Venezia e l'altra sponda, come dico io, dell'Adriatico, cioè l'Istria e la Dalmazia. C'è una mostra importante. Una serie di pannelli storici in cui si ripercorrono le tappe del centenario di vita dell'aeroporto. Da Parigi arriva una grande gioia per l'Italia, la medaglia d'argento della staffetta femminile nella 4% stile libero. Tra le protagoniste c'è anche una veneziana e la giovanissima Alessandra Mao. È veneziana una delle più belle medaglie del nuoto azzurro. Conquistate a Parigi, Alessandra Mao, originaria del Lido di Venezia, ha raggiunto la medaglia d'argento nella staffetta 4% femminile. Al suo primo europeo tra i grandi, la veneziana ha strabiliato tutti ad appena 15 anni. Una gioia che ha unito il Lido di Venezia, sua isola d'origine, ma anche Mogliano, dove si è trasferita con tutta la famiglia, proprio per continuare a praticare sport ad altissimo livello, e per il Ganziol, dove si allena tutti i giorni con il team veneto. Chi conosce bene Alessandra è sicuramente Luca Lucchetta, direttore tecnico della società sportiva Stile Libero e della piscina di Preganziol. Lui non è affatto stupito da questo successo e racconta. La medaglia è stata cercata fin dalla prima giornata, tanto che con l'evolversi delle gare è stata brava a mettere in secondo piano le proprie gare individuali per dare priorità a questa staffetta che aveva buone possibilità, ma non era scontata. Alessandra è la quinta stagione che è qui con noi alla Stile Libero, l'impianto di Preganziol, dove si allena dopo essersi trasferita a Mogliano. Il papà di Alessandra, giovanissima quindicenne, grande protagonista del nuoto azzurro sulle orme di Federica Pellegrini,
È felice. Leone Mao risponde al telefono molto gentilmente, ma spiega la scelta di famiglia di non rilasciare interviste nel tentativo di togliere pressioni sulla figlia, ancora giovanissima. Il nostro progetto ha come obiettivo creare un ambiente propedeutico alla crescita di ogni atleta. Mettiamo al centro la persona ed ogni atleta ha come obiettivo quello di curare e far crescere i propri talenti. Quelli di Alessandra sono principalmente una grande galleggiabilità, è molto leggera in acqua, un grande scivolamento, infatti sfrutta tutta la propulsione che riesce a mettere in acqua ed ottiene il massimo di avanzamento, e in più è la determinazione, nei momenti più complicati riesce a tirare fuori il massimo. Boom di richieste all'apertura della biglietteria online della prossima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. I primi dati sono sorprendenti. Ci dà intanto un dato su come è partita la biglietteria? È partita benissimo, in 2 ore sono stati venduti 28.200 biglietti, ben 7.000 in più dell'anno scorso, una cosa straordinaria. Speriamo che sia un trend positivo che continua fino all'inizio della mostra. Non ve l'aspettavate così? Beh, non ci aspettavamo un incremento di questa entità, vuol dire il 25% in più dello scorso anno, magari è solo perché c'è stata la gente che ha corso contemporaneamente. A poche settimane dall'inizio dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia salgono al lido l'attesa e le richieste di biglietti. Il direttore del festival, Roberto Barbera, ci rivela alcuni segreti e chi non fosse riuscito ad accaparrarsi i tagliandi ha ancora speranze e potrà ritentare l'assalto. Non mettiamo tutti i biglietti in vendita allo stesso tempo, li vendiamo a scaglioni per dare la possibilità anche a chi non è libero in quel determinato giorno, e quindi il consiglio è di tentare comunque anche nei prossimi giorni per vedere se ci sono biglietti ancora disponibili. Tutti vogliono la sala grande. La sala grande è da tempo che si è rivelata, è bellissima, ma è decisamente insufficiente rispetto alle richieste del pubblico e alle aspettative, per cui un sacco di spettatori non riescono a trovare posto nella proiezione ufficiale, che è quella più ambita perché ci sono gli attori, il regista, il cast al completo. E come si può sopperire a questo? Non si può. Una volta che è andata a buca, scusate il gioco di parole, il tentativo di costruire un nuovo palazzo del cinema, credo che dovremo fare i conti con le strutture esistenti, ma la gente vuole l'esperienza della sala grande, che è vero che è unica, no? Perché è una sala che ha una struttura particolarissima, con il cast che sta in mezzo agli spettatori e che domina questa sala stupenda. Eclissi solare per chi si fosse persa quella di ieri, niente paura, tra un anno il cielo ci riprova. Un evento unico, non unico nella sua unicità vera e propria, perché in realtà l'eclissi di sole è un evento che avviene abbastanza spesso, ma unico perché trovarsi nel posto giusto, nel momento giusto è difficile. E riuscire ad osservare un'eclissi di sole stando a casa è particolare e non avviene così spesso. Così l'astronoma sull'evento che in tanti, muniti di occhialini e naso all'insù, hanno atteso trepidanti l'eclissi solare. Ebbene, per chi se la fosse persa si può consolare in fretta. Tra poco meno di un anno il cielo ci riserverà un nuovo straordinario appuntamento con una nuova eclissi solare, definita da molti esperti come l'eclissi del secolo per la sua eccezionale durata in pieno giorno. Si terrà infatti nelle ore centrali della giornata, a differenza dell'evento delle scorse ore che si è concluso vicino al tramonto. Tra un anno l'appuntamento da segnare in calendario. Perché la prossima che vedrà interessata sempre l'Europa in un'eclissi, anche questa volta parziale, sarà il 2 agosto del 2027. Prima di allora, sotto il cielo d'estate, il prossimo evento dal quinto piano del Geomuseo a Jesolo, un viaggio tra stelle, costellazioni e miti del cielo estivo.
Ci sono anche 2 ragazzi veneziani tra i pretendenti al titolo di Mister Italia 2026, il 24enne di Eraclea Tommaso Piverotto ed il 26enne di Mestre Andrea Bianco. I 2 ragazzi sono infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso, considerate la vera e propria versione maschile di Miss Italia. Tommaso Piverotto lavora come tecnico d'ufficio nel settore edile. Andrea Bianco ha origini lucane ma da tempo vive a Mestre, dove esercita la professione di guardia giurata. I 2 veneziani sfileranno giovedì 27 agosto sul palco di Piazza del Mare a Giulianova in Abruzzo per la prefinale del concorso, da cui usciranno i 30 bellissimi finalisti che si contenderanno lo scettro di Mister Italia e le prestigiose fasce sabato 29 agosto a Pescara. E questa era la nostra ultima notizia, ora sigla, poi previsione del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata.